Se uno pensa al sindaco per eccellenza in Veneto, chi dice, dimmi Otti, chi sei il sindaco per eccellenza in Veneto? Secondo te, il primo nome che ti viene in mente? Mi viene in mente un nome, ma neanche uno per neanche me, uno, no, neanche a te viene in mente. Siamo in par condicio. Allora non si può dire. Gentilini, cioè adesso io ho ammirato i 10 anni in cui Gentilini è stato sindaco, nel bene e nel male, però uno che andava in giro, ascoltava la gente e dopo, quando c'è stato il problema, almeno invece che andare dal prefetto ad aprire un tavolo di concertazione, cosa che ha fatto? Aveva cavato panchine dai parchi, perché la gente andava là a dormire. Allora, per carità, c'è modo e modo. Però ogni tanto c'è anche bisogno di una scossa. La città di Vicenza sembra sia arrivato il momento giusto. Della scossa? Eh sì, secondo me sì, perché ne abbiamo vissuto troppi soprusi in questi anni, veramente. La banca è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, non si può. Adesso il PD è inutile che si aspetti di fare risultati strepitosi, ci hai assassinato una regione facendo fallire, ma le uniche 2 banche in Italia fallite hanno salvato l'Italia investendo 100 volte quello che bastava a salvare le nostre 2 banche, quindi il PD da questo punto di vista, come si suol dire in Veneto, magna fuori a tutto.